Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora Sveva, chiedo subito conferma a te, vedete lo schermo, la condivisione, mi sentite, vero? Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto. E allora la sinistra aveva continuamente ripetuto che il governo italiano sarebbe rimasto isolato a livello internazionale e invece questa sinistra è stata clamorosamente smentita prima dal vertice alla Casa Bianca fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni e poi anche dall'incontro di ieri a Roma fra il vicepresidente statunitense J.D. Vance e anche il vice premier Matteo Salvini. E come ha commentato lo stesso Matteo Salvini, le relazioni tra gli Stati Uniti e gli italiani sono sempre caratterizzate da grande amicizia e cooperazione. Prosegue dunque l'impegno per superare e scongiurare ogni tipo di guerra, sia militare che commerciale. Il 2025 dovrà essere l'anno della pace, con l'auspicio che il lavoro dell'amministrazione Trump possa fermare anche i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. E sul tema dei rapporti proprio fra Stati Uniti e Italia, ma anche sulla questione dei dazi, sentiremo Matteo De Sio, come sapete, conduttore lunedì mattina su queste onde per Te la ridò io l'America, e insieme a lui intervisteremo anche Alessandro Boccaletti, componente in quota Lega del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Alessandro Boccaletti, ricorderete, è stato già nostro ospite per Radio Libertà per il programma proprio La Lega nel Mondo del collega Matteo Furian. E affronteremo anche un altro argomento che in queste settimane sui giornaloni non ha ricevuto sufficiente attenzione, è stato quasi ignorato, e cioè la missione da parte dello stesso Franco Gabrielli, all'epoca capo della Polizia di Stato, già ex prefetto di Roma, il quale aveva dichiarato che con una sorta di mezza supercazzola, parole sue, fu sciolto per mafia il municipio di Ostia per salvare Roma. Parole di una gravità inaudita che abbiamo commentato poi con Monica Picca, consigliere leghista d'opposizione proprio al 10° municipio di Roma, quello di Ostia. Come sapete, Monica Picca è anche assessore, sempre leghista, per il comune di Fiumicino, però assessore appunto del pari opportunità. E siccome le vostre opinioni per noi sono appunto fondamentali, apriremo il consueto filo diretto con voi, quindi intervenite come sempre chiamando lo 0292947222 3 volte 2 finali, oppure scrivendo i vostri messaggi proprio nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Vi ricordo quindi che potete seguirci sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, ovviamente dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega Salvini Premier, dal nostro nuovo sito internet, quindi www.radiolibertà.net, che offre una veste grafica editoriale sempre aggiornata, un vero e proprio giornale online nel nostro sito, e poi potete seguirci anche dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi sia iOS che Android, e naturalmente anche da YouTube. E vi rinnovo poi sempre l'invito quindi ad abbonarvi, a sostenerci, davvero basta poco per sostenere una radio che, ripetiamolo, è unica in un contesto mainstream che invece è dominato dal politicamente corretto, e quindi potete andare sempre sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Allora iniziamo questa cavalcata, e siccome veramente ci aspetta tanto materiale, poi scusate, oggi abbiamo iniziato più tardi ma per un problema su Skype. Allora vedete la prima pagina di oggi della Verità sui rosiconi, Casabianca, Roma, nostro interlocutore nell'Unione Europea, travasi di bile dopo il viaggio della Meloni. E questo per ricollegarci a quello che dicevamo prima, no? La sinistra che continuava sempre a ripetere governo italiano che isolerà l'Italia nei contesti internazionali, nei grandi consessi. La Schlein che blatera fra Toianni addirittura sulla Meloni che avrebbe fatto la cameriera. Secondo Monti doveva accusare il tycoon di tirannia, tutto per non riconoscere appunto il suo successo. E poi il documento che è stato firmato, quindi Italia e Stati Uniti uniti per fermare la guerra, benedetto anche il piano Mattei. E qui vedete la riflessione proprio di Belpietro su questo tema con il suo editoriale e tutte le foto quasi segnaletiche
di questi esponenti della sinistra del cosiddetto campo largo che hanno criticato, no, questa visita, che hanno cercato poi di ridimensionare la portata e comunque di sminuirla. E allora esordisce Belpietro: il viaggio in America di Giorgia Meloni, dopo la questione dazi, prima leader europea a incontrare Donald Trump, ha già ottenuto un rilevante successo. Infatti la missione negli Stati Uniti ha provocato un travaso di bile a buona parte dell'opposizione del mondo dell'informazione. E infatti, a proposito del mondo dell'informazione, Lilly Gruber, che appunto nel suo salottino ha ospitato proprio Monti, l'ex premier. L'immagine di politici, registi e giornalisti che l'altra sera in TV, a conferenza stampa nello studio Vale ormai conclusa, si arrabattavano per sminuire se non denigrare l'incontro, dipingendolo come un fallimento, era la rappresentazione di quanto rosicano a sinistra per i successi del premier. E questo continua appunto a pagina 2 e 3 di oggi della Verità, e in realtà poi gran parte, no, dei giornali di area oggi dedica spazio proprio a questo tema, sulle rosicate a sinistra per questa visita. Ma andiamo allora un attimo prima a pagina 3, vedete la nottata insonne dei rosiconi in TV, impazziti per la Meloni che spopola, questo sul disordine mondiale, giornalisti, politici e intellettuali dem che si sono arrabattati ore per sminuire e screditare il decisivo summit alla Casa Bianca. Dell'interesse nazionale a loro non interessa nulla, tengono solo a quello personale o di partito. E qui appunto vi cito alcuni estratti, per esempio la De Micheli è riuscita a sostenere che in realtà se il successo è avvenuto è merito addirittura della von der Leyen, pensate voi, questo è riportato qui, no? Vedete, cambiando canale su Rete 4 ci si poteva imbattere in Paola De Micheli che pur di sminuire il successo del viaggio americano ha tirato in ballo Ursula von der Leyen, quasi che il merito della buona riuscita della missione fosse da attribuire al presidente UE, a cui peraltro, pensate un po', Trump neppure risponde al telefono. Chiara Appendino, altra ospite del canale Mediaset, invece ha accusato il presidente del Consiglio di essersi svenduta agli Stati Uniti, accettando di comprare gas americano e di alzare al 2% del PIL la spesa militare, dimenticando che quest'ultimo è un impegno che era stato proprio assunto da Giuseppe Conte, da Giuseppi, vi ricordate questo rapporto, no, con Trump, e ora sembra essere stato proprio ignorato, scaricato, e su questo poi scrive oggi Francesco Storace per Libero di oggi, dopo andiamo a vedere anche questo articolo. Mentre le forniture energetiche ci sono indispensabili, perché 5 Stelle da anni, sapete, no, il loro no a priori verso qualunque forma di appunto energia alternativa o comunque di ulteriore approvvigionamento energetico, bloccano qualsiasi investimento in fonti alternative come per esempio il nucleare. Infatti i più stizziti per i risultati dell'incontro sono apparsi politici. Tra questi Lucia Annunziata, che, smessi i panni della giornalista, ora fa a viso aperto quello che ha sempre fatto, ovvero la militante di sinistra. Spesso abbiamo parlato, no, di questo rapporto strano tra giornalismo e politico in una certa area di sinistra, perché conduttrici che dovrebbero essere super partes e imparziali a volte non solo manifestano così clamorosamente, no, il loro orientamento, ma poi certe volte da come intervengono, da come parlano, pensate anche alla stessa Lilly Gruber, veramente viene da pensare che siano esponenti politici di quell'area lì. L'ex conduttrice, qui sta parlando di Lucia Annunziata, l'ex conduttrice in un'intervista a Repubblica si è spesa per smontare una narrazione positiva. La TV inquadrava solo lui, solo Trump, lei, la Meloni, ha parlato poco, lui l'ha dimenticata. Ursula forse veda Trump, ma il merito non sarà di Giorgia Meloni. Nicola Fratoianni, che probabilmente la battuta l'aveva preparata in precedenza e dunque non è riuscito ad aggiornarla dopo i complimenti di Trump, ha detto persino che al pranzo alla Casa Bianca è mancato solo che il premier servisse a tavola, mentre per Giuseppe Conte il match, che non è stato ai lui di pugilato, si è chiuso con un 2-0 per Trump. Qui dovremmo usare tutti i verbi al condizionale, si sarebbe chiuso 2-0 per Trump. Perché? Perché sono anche gli stessi giornaloni esteri, la stessa stampa mainstream progressista americana che ha incoronato la Meloni, che ha considerato questo incontro un successo. Dopo leggeremo infatti alcuni estratti, alcuni titoloni di giornali progressisti. Insomma, più che con un'opposizione in grado di capire la differenza tra l'interesse nazionale e l'interesse di partito o personale,
Giorgia Meloni ha a che fare con una banda di rosiconi. Per questo può farsi una gran risata quando li vede lividi e disperati. E insomma, è la solita sinistra che pensa più all'interesse della fazione che non a quello della nazione. E quello che vi stavo dicendo prima, i media americani che la promuovono, questa celebrazione, vedete, il progressista New York Times, il presidente del Consiglio, per appunto il New York Times, la Meloni potrà essere il ponte tra Bruxelles e Washington. La CNN sono anime affini. Per il New York Post addirittura benvenuta Europa. Questo l'articolo di Matteo Lorenzi. Vedete, questo è il titolo del New York Times, considerato il più autorevole quotidiano statunitense, Trump accoglie un leader europeo che apprezza Meloni dall'Italia. Il foglio progressista, il New York Times, non manca di lodare l'abilità del Presidente del Consiglio italiano nel gestire un incontro nello studio Vale. A sinistra si pensava che si sarebbe replicato, no, l'azzannamento, lo sbranamento che subì Zelensky, e invece nessuna richiesta che potesse condurre a un'esplosione come quella affrontata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, solo elogi per Trump e riferimenti alle sue cause preferite. Per il New York Times sottolineare i punti in comune all'interno di un negoziato è abilità diplomatica e non zerbinaggio, come alcuni invece vorrebbero far passare. E quindi dicevo, tante testate progressiste che anche oltreoceano hanno esaltato questo incontro, per esempio il Los Angeles Times, giornale liberal, critico verso Trump, che riconosce proprio il rilievo di questo incontro, pur titolando sull'affermazione del presidente statunitense di non aver fretta nel porre fine ai dazi, ammette che il dialogo tra i due favorirà il raggiungimento di un accordo con l'Unione Europea. La testata californiana evidenzia anche l'investitura ricevuta per rappresentare l'Europa in un momento così critico e che, nonostante le divergenze sull'Ucraina, l'amministrazione vede in Meloni un ponte virtuale, un ponte vitale, scusatemi, verso il vecchio continente. È stato l'unico leader europeo a partecipare all'inaugurazione di Trump il 20 gennaio, scrive, e ha risposto con moderazione, mentre i cambiamenti nella politica americana sotto Trump hanno logorato l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa. Ma invece da una certa parte, quindi, soltanto il tentativo di sminuire, di ridimensionare tutto l'accaduto, se non addirittura insulti e denigrazioni. Pensate qui, è anche recidiva, che cosa ha detto Daniela Poli, docente dell'Università di Firenze, contro appunto Giorgia Meloni. Commentando una foto della visita negli Stati Uniti ha scritto: qui io non ve lo leggo, ma lo potete vedere bene, leggere, no? Ve lo zoom pure, si tocca là, puntini puntini, tutta bagnata per l'eccitazione. Siamo arrivati a questo livello, o almeno questo è appunto il livello cui rimane una certa critica politica, che poi a quel punto non è più politica, è mero insulto, mera volgarità. Parole violente che hanno scatenato le critiche da parte di utenti indignati. La cattiva maestra, questa Daniela Poli, non è nuova a uscite simili. Contro Marcello Foa, non so se ve lo ricordate, addirittura disse: ci sono sempre stati ebrei alleati del fascismo. Sapete, no? Marcello Foa, queste sue origini ebraiche, ma si ricorda come finirono gli Ovazza? Bruciati in una stufa. E questa, insomma, dovrebbe essere una rappresentante di una certa intelligenza, una mente, no, lì dell'area di sinistra. E qui il post che appunto abbiamo riportato, il post assolutamente da condannare di questa Daniela Poli, recidiva, lei si tocca puntini puntini. Ma io con voi voglio ritornare alla prima pagina della Verità, e siccome ci attende tantissimo, volevo soltanto intanto leggervi questi spunti, e cioè segnalarvi gli altri articoli. Dopo li apriamo, approfondiamo un attimo andando appunto all'interno della Verità, perché innanzitutto la riflessione di Paolo Del Debbio su questa uscita di Mattarella, no? Che ha chiesto di ricordare gli impegni dell'Unione Europea, ricordando anche la strage di 10 anni fa, proprio che riguardò nel canale di Sicilia gli immigrati. E giustamente Del Debbio si pone questa domanda: ma non è che queste esternazioni sugli impegni dell'Unione Europea all'accoglienza, guarda caso, arrivano proprio dopo che la Meloni comunque con Trump ha affrontato la questione immigrazione e ha anche assunto determinati impegni. È stato sottoscritto anche questo documento con una dichiarazione proprio di impegno nel contrasto
all'immigrazione clandestina. Allora vedete il titolo, il Quirinale chiede legalità ma porti aperti agli immigrati. Questo segue a pagina 9, dicevo dopo ci torniamo e lo approfondiamo, ma qui appunto l'insinuazione, se vogliamo, maliziosa, no? Da parte dello stesso Paolo Del Debbio, lui stesso lo scrive. Il presidente è tornato alla carica poche ore dopo l'incontro negli Stati Uniti tra Meloni e Trump, e allora qui lui lo ricorda. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando questa tragedia, il naufragio del 2015, 10 anni fa nel canale di Sicilia, ha affermato che i movimenti migratori vanno governati e l'Unione Europea deve esprimere impegno in questo senso. Il necessario contrasto all'illegalità, la lotta alla criminalità si nutrono della predisposizione di canali e modalità di immigrazione legali che esprimono rispetto nei confronti della vita umana. E qui la notazione un po' maliziosetta, no? Dicevamo, l'occasione in cui ha parlato è certamente un'occasione ampiamente giustificata, ma una mente un po' maliziosa non può non essere colpita dalla coincidenza che tali dichiarazioni avvengano proprio il giorno dopo l'incontro tra la Meloni e Trump, con tanto di dichiarazioni sull'immigrazione illegale. Per la verità Mattarella non si è riferito al nostro paese, ma non per la prima volta ha richiamato l'Europa, come stavamo dicendo, che in campo di immigrazione non ha adempiuto ai suoi doveri. Ogni paese si è guardato bene, infatti, da considerare gli immigrati che arrivavano sulle coste italiane, immigrati che arrivavano in tutta Europa. La Germania si è scelta con cura gli immigrati siriani che servivano al proprio mercato del lavoro, la Francia ha respinto i migranti a Ventimiglia con metodi che, se fossero stati adottati dall'Italia, il nostro paese sarebbe stato bacchettato da tutti. Quindi un'Europa che ha disatteso un suo dovere imprescindibile, inderogabile, anche se oneroso e certamente non facile. Ma vi dicevo, ritorniamo alla prima pagina della Verità, così esauriamo anche questa parte, no? Dei riferimenti ad altri articoli che dopo dovremmo approfondire, perché c'è quest'altro caso che viene dalla Gran Bretagna di Starmer. Vedete, sostituzione in atto, Londra ha messo al bando lo scrittore Camus mentre coccola gli imam radicali. Se ne occupa Francesco Borgonovo, quindi sapete un po' cosa sta succedendo. È facile imporre ad un popolo di accettare l'immigrazione di massa, questa sostituzione. Basta eliminare tutte le voci critiche, quelle buone o quelle cattive. È quello che sta succedendo nel Regno Unito con le autorità laburiste che ce la stanno mettendo tutta per fare piazza pulita degli avversari politici e dei contestatori. L'ultimo della lista è il celebre scrittore francese Renaud Camus, a cui il Ministero dell'Interno inglese ha negato proprio l'ingresso. E questo segue a pagina 17, io ve lo apro un secondo, poi magari dopo abbiamo l'occasione, no, di tornarci un secondo, solo per leggervi questo. Regno Unito che chiude le frontiere solo agli scrittori ostili all'invasione, a Londra che spopolano gli imam radicali, ma il francese Camus a non poter entrare nel paese, sfavorevole al bene pubblico. Allora lo approfondiamo subito dopo la pausa che Sveva ci ha ricordato, allora a fra pochissimo. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. Grazie Sveva. E allora dicevamo, siamo qui all'interno della Verità di oggi, pagina 17, con questo caso di censura di fatto, un ennesimo caso proprio che dimostra proprio il pensiero unico, no, che si diffonde e che appunto in Regno Unito diventa sempre più egemonico, non ammette opposizioni, soprattutto non ammette queste voci che sono critiche verso l'invasione. È la voce del francese Camus che si è visto negare appunto il visto.
E allora qui spiega Francesco Borgonovo, l'azione repressiva del governo si è fatta particolarmente dura in seguito alle rivolte anti-immigrati scoppiate la scorsa estate, dopo che a Southport, vi ricordate, no, quello che era successo, un giovane di origini ruandesi è entrato armato di coltello in un centro civico e ha massacrato di colpi alcune bambine che stavano lì tenendo il loro saggio di danza. Le sollevazioni popolari sono state duramente represse, con oltre 1200 arresti, e tra i fermati, come ormai è tristemente noto, si contavano anche parecchie persone che si erano semplicemente limitate a pubblicare dei commenti sulla rete. Alcuni di questi post sono stati giudicati razzisti e i loro autori hanno subito, scusatemi, pesanti condanne. È il caso ad esempio di Lucy Connolly, madre di famiglia, con un marito malato e problemi di stress dovuti alla perdita di un figlio, che si è presa 2 anni di carcere per qualche riga che, un po' indignata, era finita appunto online. Poco tempo dopo gli arresti si è scoperto che le forze dell'ordine hanno segnalato e schedato migliaia di persone, minorenni compresi, per quelli che vengono chiamati episodi di odio non criminali. Quindi questo per ricordarci quello che era successo, no? Quindi una campagna proprio di schedatura di massa, tutti questi arresti, ai danni di chi si era limitato solo ad esprimere delle idee. E invece le gang pakistane, libere negli anni passati, vi ricordate, di commettere tutti quei reati sessuali, rimasti impuniti, e poi alla fine la tanto promessa inchiesta non si è tenuta, o comunque ha subito un ridimensionamento di fondi. E infatti qui la conclusione di Borgonovo, lui qua scrive la sintesi brutale ma non troppo lontana dal vero, potrebbe essere: se dici qualcosa storta su uno straniero ti schedano, se lo straniero stupra una ragazzina può farla franca e senza troppa pubblicità. Infatti che cosa era successo? In pratica basta aver detto una parola storta, aver scritto qualcosa di vagamente irrispettoso sul web per finire nelle liste della polizia, trattati alla stregua di criminali del pensiero, e mentre i comuni cittadini venivano spiati, ecco, questo silenzio, no, stavamo dicendo, calava il silenzio sui malviventi veri, ad esempio le gang pakistane che per anni hanno sequestrato e stuprato centinaia di ragazzine, per lo più bianche e povere, questo no, nel silenzio colpevole dei media, ma anche di alcuni governi. Sullo scandalo delle cosiddette grooming gangs, vi ricordate, poi era intervenuto anche Musk sollecitando comunque proprio di far luce su questo. Insabbiato per anni questo scandalo, anche con la collaborazione dei vertici della polizia, il governo laburista ha rifiutato di svolgere un'inchiesta nazionale, limitandosi a promettere qualche inchiesta locale a cui però sono stati quasi subito ridotti i fondi. La sintesi quindi brutale che dicevamo. Ma perché Camus appunto si è visto negare questo ingresso? Quali sono le sue posizioni così scomode per il governo appunto Starmer? La motivazione, vedete, qui è riportata nel virgolettato, la decisione di impedire a Renaud Camus di entrare nel Regno Unito è solo un'ulteriore conferma che questo paese ha abbandonato i principi più basilari della democrazia liberale. E questo infatti è il comunicato che è stato pubblicato dal suo editore inglese, Vauban Books, che appunto ha riportato queste parole. E quindi dice Camus, uno dei più grandi scrittori viventi, e sarà ricordato come tale dai posteri. Il governo Starmer, al contrario, sarà ricordato, se mai verrà ricordato, solo per i suoi tradimenti seriali e la sua profonda mediocrità. Senza volerlo ha dimostrato quanto sia preziosa la voce di Camus, ora più che mai, qui come altrove. E lui, appunto, Camus, non è nuovo a persecuzioni ideologiche. Nel 2014 è stato accusato di fomentare l'odio per via delle sue uscite sulla grande sostituzione, e qualche anno fa è finito di nuovo a processo, proprio in Francia, per i suoi post sui social. Ebbene, qui la conclusione di Borgonovo, poi appunto se potete leggetevelo tutto questo articolo, ecco, perché è uno di quegli articoli che appunto stimola parecchio la riflessione su quello che accade in Europa, Regno Unito, quello che potrebbe essere la deriva. Anche qui non osiamo immaginare se al governo magari ci fossero la Schlein e compagni. A proposito di questa distopia della Schlein al governo, magari che si incontra con Kamala Harris, c'è poi l'articolo di Mascheroni di oggi sul giornale, forse l'avete già visto in prima pagina, ma adesso ci andiamo. Qui la conclusione di Borgonovo sulla vicenda: ebbene, questa arma da un po' di tempo a questa parte, quella della censura,
viene largamente utilizzata anche nel Regno Unito, dove però si è fatto anche qualche passo in avanti, no? Censura verso chi osa mettere in dubbio questa, esprimere delle perplessità su questa immigrazione di massa clandestina nell'Unione Europea. Quindi non ci si limita più a insultare e a diffamare coloro che dissentono, si arriva a intimidirli, a fermarli, a zittirli con ogni mezzo, comprese appunto le misure poliziesche, e dalle minacce si è passati alla forza bruta, tutto grazie ai bravi progressisti al governo. Ma adesso le pubbliche amministrazioni inglesi, britanniche dovranno anche tradurre in realtà quelle che sono le indicazioni venute da questa storica sentenza della Corte Suprema britannica. Qui vedete l'articolo: la sentenza sui transgender crea scompiglio nelle scuole in UK, l'assegnazione degli alunni a classi maschili o femminili dovrà tener conto della novità, che poi la novità qual è? È semplicemente il ribadire una verità che sembrava ovvia, ma che appunto la cultura, l'ideologia woke e gender aveva sempre messo in dubbio. E adesso, punto di domanda, qui esordisce Giuliano Buzzo, il terremoto continua, dopo che mercoledì la Corte Suprema inglese, con una sentenza di 87 pagine, che non è esagerato definire storica, quella sul caso For Women's Scotland versus the Scottish Ministers, ha stabilito che è legalmente donna solo chi è nata biologicamente femmina. Insomma, che una donna è una donna, gli effetti del verdetto sono tutt'altro che esauriti. Infatti non si è semplicemente dato torto al governo scozzese, che includeva nella definizione le donne trans invece con il Gender Recognition Certificate, GRC, ma si è fissato un principio: negli spogliatoi sportivi, nei reparti ospedalieri, nei bagni, nelle quote lavorative, ciò che è riservato alle donne rimarrà riservato alle donne. E questo ovviamente produrrà delle ricadute profonde, specie in ambito scolastico, dato che la Corte Suprema ha chiarito come il termine sesso nelle Equality Act del 2010 si riferisca al sesso biologico e non al genere legale registrato appunto su GRC, il appunto Gender Recognition Certificate. Allora, qui c'è stata per esempio anche la precisazione dell'amministratore di EDAPT, Alistair Wood. La EDAPT è la società che dal 2012 offre supporto educativo legale per il personale scolastico inglese. Ecco, ha firmato un lungo intervento per affermare che questa sentenza risolve anni di ambiguità giuridica sulla questione se le persone appunto con questo GRC, il cui sesso legale differisce da quello biologico, debbano essere considerate come se avessero cambiato sesso ai sensi della legge sulla parità. E quindi la conclusione anche di questa sentenza, che appunto deve essere calata, no, nella pratica, nella vita quotidiana anche delle istituzioni scolastiche, quale può essere? Le scuole e altre istituzioni pubbliche possono ora legittimamente distinguere tra alunni e personale in base al sesso biologico, quando si tratta di spazi, sport e attività riservate a un solo sesso. E quindi quello che si legge sempre in questa analisi, significativamente intitolata "Quello che la Corte Suprema ha stabilito", a proposito quindi del significato della parola sesso nelle scuole, riequilibra l'enfasi precedentemente dominante sull'identità di genere e riafferma i diritti di ragazze e ragazzi in quanto categorie biologiche sanciti dalla legge. Ma forse avrete visto anche il festeggiamento della nota scrittrice britannica, che era stata quasi perseguitata dalle minoranze di trans, da queste minoranze aggressive e ideologiche. Quindi il verdetto della Corte Suprema inglese, per festeggiare il quale, no, proprio la Rowling ha brindato a bordo del proprio yacht dalle Bahamas fumando un sigaro, e lì sembrava quasi un ricordo anche della stessa serie dell'A-Team, offre un'arma micidiale per ricorsi contro le iniziative transgender friendly. Sull'Independent, Millie Cook conferma: è probabile che la sentenza implichi che le donne trans non potranno più accedere ai bagni o agli spogliatoi riservati alle donne. Quindi la conclusione: si erano sbagliati tutti, e non è che il terremoto continui, è appena iniziato questo terremoto di un ritorno alla realtà, alla normalità. Io però appunto chiudo questa parte perché vi volevo proporre, sempre dalla verità di oggi, che come spesso lo è, insomma, è molto densa di contenuti e quindi contiene tanti spunti di riflessione,
ma per proporvi quello che scrivono oggi Carlo Cambi e la stessa Silvana De Mari qui a proposito invece delle questioni vaccinali. Perché Carlo Cambi che riporta questa notizia, pensate, una donna che è stata rovinata dal vaccino, macerata la perizia, ha dimostrato questo nesso causale tra il siero e la malattia autoimmune, ma il Ministero della Salute che non vuole pagare, il Ministero non paga. E poi addirittura questo caso che era successo durante il ventennio, di una vaccinazione che fu voluta a Gruaro da Mussolini, tanti bambini che riportarono delle malattie e delle disabilità, tanti bambini che morirono. Qui la De Mari giustamente riflette su questa vicenda e dice se questo non è fascismo, cioè deliberatamente calpestare, conculcare le libertà individuali, se questo non è palesemente, no, una forma proprio di prevaricazione e di violenza, ma guardate che poi alla fine tutto questo è successo anche qua da noi, sostanzialmente, recentemente in tempi democratici, perché lei qui spiega, vedete, nel 1932, in pieno ventennio, nel paese di Gruaro, Mussolini ordinò di inoculare un siero sperimentale contro la difterite a più di 250 bambini. Di quelle piccole cave, pensate, ne morirono 28. Con il 25 aprile che si sta avvicinando, in teoria avremmo dovuto liberarci da tutti questi diktat sanitari, ma non è affatto così. E qui infatti lei spiega perché. E Carlo Cambi, che invece racconta questa vicenda che ci viene appunto da Macerata, ennesima marabeffa per una vittima del vaccino anti-Covid, è un'anziana che ha contratto una malattia autoimmune proprio dopo la terza dose, il Ministero della Salute che nega il risarcimento. E allora ve lo apro un attimo, così poi passiamo anche alle altre testate d'area, non solo ovviamente. Vedete, pagina 10 e 11, Silvana appunto De Mari qui per la resa dei conti, la panacea 25 aprile non ci ha evitato il bis dell'orrore vaccinale di Gruaro, quindi per volere deduce nel 1932 a più di 250 bimbi venne inoculato un siero sperimentale antidifterite e 28 morirono. Con la liberazione dovremmo poter tirare un sospiro di sollievo, basta cave sotto il regime sanitario. E invece che poi come andò a finire? Che il medico che si era ribellato a queste inoculazioni ebbe la carriera distrutta, l'altro fu promosso. E qui lei, in maniera anche secondo me divertita, De Mari riporta anche il tema della collaborazione da parte invece del sacerdote locale, perché ci ricorda anche qualcun altro all'interno della Chiesa che insomma esaltò, lodò questi vaccini, questa vaccinazione. Qui infatti lei spiega che a parte che qualsiasi tentativo di questi genitori di far accogliere la propria voce viene sdegnosamente rifiutato dalla magistratura, cosicché non sono erogati risarcimenti che aiutino le famiglie dei bambini diventati disabili, ma poi le promozioni per chi si era prestato a questa campagna di vaccinazione. Il prefetto Giovan Battista Bianchetti, che sarà promosso a capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dottor Betti, come ringraziamento di aver eseguito l'ordine di assassinare dei bambini con un vaccino assurdo, sarà insignito da Vittorio Emanuele III del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Corona. E qui appunto per inciso, qui la notazione amara, ma io direi appunto ricorda tanto anche quello che è avvenuto negli ultimi anni, per inciso anche il parroco collaborò entusiasticamente a convincere le famiglie perplesse, violando quindi l'ordine di farsi gli affari suoi, anzi di fare gli affari di Dio. Date a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio. E le vaccinazioni sono di Cesare. Insignito, pensate anche lui, del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Corona. La stampa censurò l'episodio dedicando solo poche righe, dopo tutta una notevole sforbiciata al numero di morti e nessun accenno a ciechi e paralitici. E la magistratura, come stavamo dicendo prima, rifiutò categoricamente qualsiasi procedimento. Insomma, la conclusione in vista di questo 25 aprile, no? Un episodio tipico del fascismo che però siamo stati costretti a rivivere anche oggi, puntualizza Silvana De Mari. Quindi fortunatamente il 25 aprile del 45, qui l'epilogo amaro, ecco, il fascismo è caduto, l'epilogo dell'articolo, e adesso appunto abbiamo raggiunto una magnifica democrazia colorata, come l'arcobaleno che ci dovevamo immaginare, vi ricordate quando si continuava a ripetere andrà tutto bene. Una democrazia colorata e paffuta come una mela molto matura, con la Costituzione più bella del mondo, difesa da Mattarella, lodata da Benigni, e non è più possibile violare il codice di Norimberga, imponendo con la coercizione farmaci sperimentali con effetti collaterali anche mortali.
Solo il fascismo potrebbe farlo. Buon 25 aprile a tutti. Ecco, insomma, molto ironica, ma anche molto caustica questa conclusione, perché poi purtroppo questo è successo, sono state inoculate queste dosi, si sono causate degli effetti collaterali anche gravi, riconosciuti anche da tribunali, e però poi alla fine non si arriva in molti casi ai risarcimenti o comunque ad indennizzare le vittime. Questo è il caso, appunto, che stavamo citando, di cui si occupa oggi Carlo Cambi, malata per il vaccino, lo Stato però fa spallucce, un'anziana che contrae un doloroso morbo autoimmune dopo la terza dose, per la perizia il nesso causale è chiaro e dimostrato, ma il Ministero della Salute non vuole pagare. Dopo le prime 2 somministrazioni stava bene, poi suggerisce che la signora possa aver mentito. Insomma, tutte scuse, no? Pretesti per comunque non pagare, non riconoscere la propria responsabilità. Viene citata anche una sentenza, questa sentenza che affermava: per tutelare tutti si può accettare un effetto avverso, il che equivale a dire, come spiega appunto lo stesso Carlo Cambi, si riconosce la possibilità che ci possano essere degli effetti collaterali, ma è normale che ci siano, pur di evitare appunto invece la propagazione della malattia. Qui lui lo spiega chiaramente e mette anche in luce quella che è stata la strategia processuale seguita dall'Avvocatura dello Stato, che di fatto poi ha cercato sempre di far passare comunque di non solo minimizzare la responsabilità, no, dello stesso Ministero della Salute, ma addirittura citato in causa come chiamata di terzo la stessa AIFA. Qui vedete, no, viene spiegato dall'avvocato invece della persona che ha subito questi danni. Abbiamo esperito un tentativo di conciliazione, ma ci hanno respinto, che appunto è l'avvocatessa Daniela Santoncini, che è la figlia della signora Giovanna e la difende, la signora Giovanna che appunto ha riportato questa malattia autoimmune. Respinto il tentativo di conciliazione, però non solo, lo stesso avvocato dello Stato che patrocina il Ministero ha chiamato in causa sé medesimo come patrocinatore anche dell'AIFA, che non può rispondere. Tanto basta per definire la volontà veramente dilatoria del Ministero. L'avvocato che difende il Ministero, la dottoressa Lorenza Di Bartolomeo, fa 2 conclusioni. La signora si è vaccinata per 2 volte e non ha avuto problemi. Oltretutto lo ha fatto quando la vaccinazione era raccomandata e non obbligatoria. Dunque non si può stabilire che la terza dose le abbia provocato un danno che era comunque non prevedibile. Fior di sentenze dicono che se uno ha avuto reazioni avverse non può chiedere i danni, qui si sostiene. Le manovre dilatorie, suggerisce Daniela Santoncini, sono tali che il Ministero ha chiesto di inviare tutto al Tribunale erariale e nonostante il Presidente del Tribunale avesse assunto il fascicolo, la giudice Alessandra Canullo si è spogliata della causa inviandola ad Ancona. Le ragioni, una, nessuna, 100.000, fa intendere la legale. Quindi nelle memorie del Ministero ci sono però gravissime ammissioni. La prima è una sentenza del Consiglio di Stato in cui si afferma letteralmente: il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo è di gran lunga inferiore del reale nocumento per un'intera società. È quello che stavamo dicendo prima, che stavamo appunto spiegando in poche parole. Siamo all'ammazzarne uno per salvarne 100, no? Che osa Carlo Cambi. Il secondo dato, appunto, non è dato sapere se la signora Cetriolo Giovanna abbia effettivamente e compiutamente informato il medico vaccinatore circa il proprio stato di salute. Quindi il Ministero, che pretendeva assolto il consenso informato, semplicemente quindi dai DPCM di Giuseppe Conti e di Roberto Speranza, imputa alla signora Giovanna di non aver comunicato a chi la stava vaccinando se avesse o no patologie, peraltro inesistenti. E quindi qui la conclusione da parte ovviamente di Carlo Cambi, ma riallacciandosi anche alle difese svolte da questa donna, appunto dall'avvocatessa Daniela Santoncini, che difende sua madre, no? La signora Giovanna. Quindi dicevamo le conclusioni: noi andremo fino in fondo, fino alla Corte dei diritti dell'uomo se servirà. Non vogliamo pagare le cicatrici di mia madre, ma quelle cicatrici restano come lesione permanente del rapporto Stato-cittadini e della nostra democrazia. Esatto, e della nostra democrazia. E qui torniamo appunto al discorso di prima, alla questione che abbiamo affrontato leggendo l'articolo di Silvana De Mari, cioè è veramente democrazia uno Stato, è veramente democratico uno Stato che si comporta
così in maniera non molto dissimile da quello che era accaduto appunto nel 32 in Italia, in pieno ventennio, con queste inoculazioni a Gruaro che causarono tutte queste morti tra bambini. Ma allora Sveva, io ti chiedo di mandarmi tutti i messaggi che sono arrivati via WhatsApp, così iniziamo a leggerli, iniziamo a aprire anche ovviamente il filo diretto, e vado anch'io adesso a ripescare, a riprendere i vostri messaggi sotto le dirette Facebook, ma intanto facciamo questa corsa tra tutti gli altri quotidiani, no? Nelle prime pagine, qui purtroppo ci sarebbe, lo sapete, sempre tanto da approfondire, ma il tempo vola ed è tiranno. E allora, prima pagina di Libero di oggi, vedete, triplo travaso di bile, un'altra dura giornata per la sinistra, Trump, Vance, Europa, la stampa mondiale che celebra la mediazione del Premier, solo PD e soci che minimizzano il successo, ma Ursula li stronca, l'Italia tratta per noi. E poi invece l'avviso del tycoon per la Russia, ma non solo, anche per l'Ucraina: o si fa la tregua Kiev-Mosca in pochi giorni, oppure noi siamo fuori. Ma a proposito sempre della questione Covid, virus, pandemia, adesso vi leggo anche però l'editoriale di Mario Secchi, lo commentiamo assieme, proprio sull'eurorealismo meloniano che salverà l'Unione, ma diceva a proposito della pandemia, vi segnalo questa pagina 6 sull'Hub Leak, perché è stato pubblicato proprio sul sito della Casa Bianca, e c'è questo rapporto che accusa direttamente la Cina sul Covid. Quindi ve lo apro un secondo, poi ovviamente anche qui, se avete tempo, approfonditelo, recuperatelo. Qui purtroppo lo sapete, per ragioni sempre di sintesi dobbiamo correre e volare. Vedete, arriva il dossier americano Covid creato dai cinesi. Sul sito della Casa Bianca una lista di accuse americane: il virus possiede caratteristiche che non si trovano in natura. I ricercatori manifestavano già dei sintomi in autunno, la fuga dal laboratorio di Wuhan. E poi anche tutte le accuse, no, nei confronti dei funzionari della sanità americana, di Fauci. Qui vi leggo praticamente gli estratti, no, sui dati principali enucleati riportati in questo rapporto. Primo, si legge: il virus possiede una caratteristica biologica che non si trova in natura. Secondo, i dati dimostrano che tutti i casi di Covid derivano da una singola infezione nell'uomo, e questo è in contrasto con le precedenti pandemie, in cui invece si sono verificati molteplici eventi di spillover. Terzo, Wuhan, non tocca nemmeno ricordare che appunto è la città nel sud della Cina da cui è iniziato il tutto, ce lo ricordiamo fin troppo bene, no? Ospita il più importante laboratorio di ricerca cinese sulla SARS e in passato ha condotto ricerche con livelli di biosicurezza inadeguati. Quarto, i ricercatori di Wuhan manifestarono sintomi simili a quelli del Covid, appunto già nell'autunno del 2019. E quinto, secondo tutti questi parametri scientifici, se ci fossero state prove di un'origine naturale, queste sarebbero già emerse. Eppure tutto ciò non è accaduto. E poi le accuse, no, contro funzionari americani anche durante la presidenza Biden. Quali sono queste principali accuse? Beh, quello di non avere evitato innanzitutto la propagazione della pandemia, di aver usato a volte delle misure o comunque di aver alimentato del terrorismo, di non aver consentito anche un dibattito scientifico. E qui, vedete, sono riportate i funzionari, vi leggo il virgolettato: i funzionari della sanità pubblica, conclude una sezione a cui titolo "Basta inquadrare la faccenda", quindi disinformazione sul Covid-19, spesso ingannano il popolo americano con messaggi contrastanti, reazioni impulsive e mancanza di trasparenza. In modo ancora più eclatante, il governo federale ha demonizzato i trattamenti alternativi e criticato narrazioni differenti in un vergognoso tentativo di forzare e controllare le decisioni del popolo in materia di salute. E quindi questa è la tesi di fondo che accusa la Cina, e ovviamente è un ennesimo capitolo in questa lunga storia dello scontro che si sta aprendo appunto con la Cina da parte dell'amministrazione Trump. E io adesso però vi leggo intanto i messaggi che ci sono arrivati, vi ringrazio. Vedo per esempio Marco che ci scrive: il problema non è farsi giustizia da soli, io non mi sono sierato, ma se avessi avuto un problema non andavo in tribunale, ma qualcuno adesso sarebbe puntini. Marco, queste considerazioni dure, pesanti, giustamente tu qui, cioè giustamente, insomma, non proprio giustamente, fai notare che
l'irritazione, la rabbia di tanti rischiava poi di trasformarsi insomma in azioni che sicuramente sarebbero state poco pacifiche. Però l'abbiamo detto prima leggendo un articolo per esempio di Silvana De Mari, quello non è stato insomma anche lì una forma di fascismo, di violazione comunque delle libertà individuali, della libertà di scelta. Poi ci scrive Walter, ma chi si è vaccinato sa che veniva fatto firmare questo consenso informato. Io prima dell'inoculazione ho letto e sono tornato a casa senza firmare. Se firmate una cambiale, dopo la dovete pagare. E Walter qua fai giustamente riferimento a quello che era il contenuto, no, di questo consenso, che poi era sostanzialmente anche esonerativo, cioè conteneva delle clausole di esonero della responsabilità da parte comunque della casa farmaceutica e anche del soggetto poi che lo effettuava, del medico. Pietro che ci scrive: Paolo Del Debbio ormai è passato dall'altra parte, forse ordini di scuderia, basta vedere gli ospiti delle sue trasmissioni. E Pietro però qui appunto tocca una questione che noi avevamo già affrontato in una precedente puntata, perché avevate fatto notare molti di voi che appunto spesso notiamo questa preponderanza di ospiti schierati da una certa area di centrosinistra, e quindi qualcuno aveva fatto notare cosa sta accadendo, c'è un riequilibrio, poi magari quando intervengono esponenti leghisti si dà subito la parola ad altri, vengono interrotti questi esponenti leghisti. Sta di fatto però che quando poi Paolo Del Debbio ha fatto notare alcune magagne a sinistra, no? Per esempio ha dedicato spazio anche a quello che era successo, quello che aveva commesso Romano Prodi, che aveva tirato i capelli a una giornalista, un'inviata appunto di Mediaset. Poi lo stesso Paolo Del Debbio, povero Paolo Del Debbio, era stato accusato, pensate un po', di retequattrismo, come se fosse una forma di squadrismo giornalistico. Quindi da questo punto di vista io invece mi sento in dovere proprio di prendere le sue difese, di assumere le sue difese, perché poi era stato appunto ingiustamente accusato di tenere questa modalità giornalistica, perché sapete, no, non si può realizzare giornalismo d'inchiesta nei confronti dei soliti noti e dei soliti VIP personaggioni della sinistra. Giornalismo d'inchiesta che conta in Italia può essere solo quello magari di Report ai danni di esponenti del centrodestra o del Fatto Quotidiano o magari del Domani. Vi ricordate anche tutto quello che era emerso con il caso del dossieraggio. Io però vi avevo promesso di leggere con voi un attimo l'editoriale di Secchi qui sulla prima pagina appunto di Libero di oggi. Allora leggiamo però soltanto una parte, poi continuiamo anche a leggere e a commentare i vostri messaggi. Ovviamente sono aperte sempre le linee, e allora almeno la conclusione di tutto questo, e cioè l'America, qui scrive, no, dalla prima pagina di Secchi, probabilmente l'avete anche letto già da giornalone, che sapete offre appunto le prime pagine dei vari quotidiani gratuite. E allora i dazi di Trump sono sulla scacchiera, qui conclude appunto Secchi, come molti altri pezzi, e ora si rinegozia senza infantilismi. L'America ha bisogno di alleati per rispondere alla sfida di Pechino, e quando Meloni dice nello studio ovale "We make West great again", punta a convincere Trump a mantenere l'Occidente unito, perché sa che il pericolo è quello di un accordo America-Cina che taglia fuori tutti, un G2. Potrebbe non bastare, ma per evitare il collasso ora abbiamo una chance, l'eurorealismo meloniano. È appunto che è un europeismo sicuramente non ideologico ma pragmatico, perciò appunto Secchi lo definisce l'eurorealismo. Ma allora Sveva, me l'hai ricordato, pausa, noi ci ritroviamo fra pochissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. A te la linea. Grazie Sveva. E allora chiudiamo questa parte su Libero però, perché volevo anche andare a pagina 16 e 17, 16 sulla
possibile ritirata degli Stati Uniti dall'Ucraina dopo queste parole di Trump, quindi parole che fanno pensare a uno scenario come quello afghano, dopo miliardi e miliardi di dollari investiti in forniture militari, poi addirittura questo dietrofront possibile. A pagina 17 invece Capezzone che commenta un'importante pagina della nostra storia. Qui vedete inizia già dalla prima pagina, il 18 aprile occultato, il perché di questa data, sicuramente molti di voi se la ricordano, quella data che i comunisti cancellerebbero volentieri. Curioso, no? In un paese dominato dal feticismo degli anniversari e delle giornate, e in cui un po' tutti, dai media alle istituzioni, non dimenticano mai alcuna ricorrenza, c'è una data speciale per l'Italia che invece è oggetto di un'amnesia incredibile, continuamente archiviata. Qual è? E sicuramente molti di voi se la ricordano, andiamo a pagina 17, cioè la vittoria proprio di Alcide De Gasperi. Qui vedete nella foto il leader della Democrazia Cristiana durante un comizio elettorale in piazza quando De Gasperi salvò l'Italia, perché i comunisti odiano il 18 aprile. E qui la conclusione, però vi voglio prima leggere quel paragrafo in cui si rispiega un po' quello che era il clima, l'atmosfera politica di quel periodo. Era in gioco tutto altro che una banale ripartizione dei seggi nell'emiciclo parlamentare dell'Assemblea, appunto. Se avesse sciaguratamente vinto l'alleanza social comunista contro invece il blocco della DC con i liberali repubblicani, ma anche con i socialdemocratici, che con coraggio Giuseppe Saragat aveva appunto separato da chi invece proprio non voleva prospettive di democrazia. Infatti Saragat poi fu accusato di essere traditore socialfascista. Ebbene, cos'era in gioco in quel caso? L'Italia, se avesse vinto l'alleanza social comunista, avrebbe perso l'ancoraggio con l'Occidente, quindi non solo i fondi del piano Marshall, e in una forma o nell'altra sarebbe finita, se non direttamente nel patto di Varsavia, in un limbo molto pericoloso. E un limbo che però ha rischiato di toccare, in cui poteva infilarci questa nostra nazione, l'Italia, visto che comunque era il paese occidentale con il più forte partito comunista. E quindi qui cosa scrive Capezzoni? Si sarebbe realizzato il sogno di quelli che, partecipando alla resistenza, non avevano avuto in mente un orizzonte di libertà, ma avevano invece contrastato la dittatura fascista avendo nella mente e nel cuore una dittatura di segno opposto. E quindi di tanto in tanto, ma mai il 18 aprile, qui arriva la conclusione Capezzone, c'è qualche celebrazione rituale o qualche libro, qualche evento commemorativo su De Gasperi, ma non viene invece posta l'enfasi necessaria su quei valori, atlantismo, liberalismo economico, rapporto con i laici, che hanno reso De Gasperi un gigante, tutta una figura importantissima e imprescindibile per la nostra storia repubblicana, e la sua stagione di governo la più rilevante almeno degli ultimi 80 anni. E invece si preferisce altro a sinistra, questo è chiaro, da quelle parti impera un catto comunismo che esprime tendenze opposte a quelle dei gasperiane e quelle della sinistra odierna, quindi la diffidenza verso l'Occidente, il dirigismo economico, lo spirito antilaico e liberale, ma anche a destra si farebbe bene a recuperare quella lezione. Quindi non c'è da inseguire inesistenti elettori moderati né spazi virtuali, di cui sentiamo a volte parlare come se si trattasse, qui giustamente commenta ironicamente Capezzoni, di voci da una seduta spiritica, e appunto questi spazi sarebbero collocati tra il centrodestra e il PD. C'è invece da tenere vivo un sano spirito anticomunista e da coltivare valori che hanno reso grande l'Italia, difesa della libertà, della proprietà, del risparmio, del privato contro gli eccessi del pubblico e naturalmente della democrazia occidentale contro le avventure autoritarie. Sono le battaglie di ieri, di oggi e anche di domani, non dimentichiamole mai. E ovviamente è un Capezzone che ci trova d'accordo in questo. E poi vi stavo dicendo anche pagina 16 di oggi di Libero, recuperatelo, il quadro senza Washington, gli USA si sfilano dall'Ucraina, Trump fa sul serio, ricordate la ritirata dall'Afghanistan. E quindi volevo solo citarvi però di questo articolo i dati del Ministero della Difesa di Kiev, dell'Ucraina, che appunto sostiene che il 20% del materiale bellico usato al fronte arrivi da oltreoceano, dall'Europa il 25% e il resto dall'Ucraina stessa. Ma esistono alcuni esempi nei quali Washington è semplicemente insostituibile.
Questo perché ve lo cito proprio perché già prima qui sono riportati, vedete, i dati sui miliardi di euro spesi dall'Europa e miliardi di dollari spesi comunque dagli stessi Stati Uniti. Per esempio, secondo i calcoli del Kiel Institute, tra febbraio 2022 e la fine del 2024 gli Stati Uniti hanno speso 64 miliardi di euro per il sostegno militare all'Ucraina, mentre l'intera Europa, compresa anche il Regno Unito, ovviamente uscito dall'Unione Europea dopo la Brexit, e la Norvegia, ha contribuito con quasi 62 miliardi di euro. Ecco perché vi citavo questi dati, perché soprattutto l'eventuale uscita di scena degli Stati Uniti ovviamente produrrebbe delle ricadute assolutamente devastanti proprio per il prosieguo del conflitto, dato tutto questo sostegno che comunque ha ricevuto Kiev dagli Stati Uniti. E infatti qui si spiega, no, semplicemente insostituibile l'impegno di Washington. Parliamo per esempio della difesa aerea. Stando ai rapporti dei servizi inglesi, i depositi europei sono a secco e Kiev dipende dagli aiuti a stelle e strisce. E poi l'artiglieria a lungo raggio. Non è un caso se proprio in questi giorni si è tornato a parlare dei missili tedeschi Taurus, perché rappresenterebbero l'alternativa a quelli statunitensi. Insomma, l'ipotesi di chiudere la guerra però anche per i russi ora avrebbe il suo senso, perché per esempio qui si spiega che l'avanzata russa in ogni caso prosegue lentamente. Putin avanza con grandissima lentezza. Secondo l'ultimo rapporto dell'Institute for the Study of War, al ritmo attuale, pensate, Mosca impiegherebbe 2 anni per conquistare l'intero Donetsk. Non esattamente una marcia trionfale, calcolando 1 migliaio di morti al giorno nel tritacarne dello zar. E quindi bisogna notare che non è affatto detto che la Casa Bianca poi stacchi completamente la spina. E allora tutto ciò fa pensare che il messaggio di Rubio sia un segnale lanciato a loro, a entrambe le parti, cui Washington ha aperto una linea di credito, concedendo appunto al Cremlino la possibilità di riaccreditarsi nella comunità internazionale da cui era stato escluso. E ovviamente però questo messaggio di Rubio è soprattutto rivolto a Zelensky, se non fossero stati già abbastanza chiari, quelli arrivati nello studio Vale, nel celebre faccia a faccia con Trump e Vance. E insomma, faccia a faccia che abbiamo ricordato e che molti a sinistra, dicevamo, speravano che si potesse ripetere anche con la visita della Meloni. E allora chiudiamo questa parte, perché poi dobbiamo far sentire anche l'intervista a Monica Pica, dicevamo assessore tutte le politiche sociali e alle pari opportunità per il comune di Fiumicino, ma per una questione che ha riguardato Ostia, con le parole gravissime di Franco Gabrielli. E allora dicevamo, andiamo avanti, andiamo sulla prima pagina del Tempo, poi vediamo questa parte, perché vedete, prima pagina di oggi sul Rosication Day, anche qui, ma vi voglio segnalare assolutamente però non solo l'editoriale di Tommaso Cerno, che giustamente dice, per quello che dice la Schlein a commento di questa visita, sembra che sia una marziana, dove vive, su Marte. Musk quando atterrerà su Marte la troverà lì. Non dite a Musk che su Marte abita la Schlein. Ma soprattutto il Tempo di oggi per l'intervista a Monsignor Georg Gaswein, qui la vedete a pagina 6 e 7, l'intervista condotta da Francesco Capozza, quindi a padre Georg, sapete, segretario personale particolare prima del Cardinale Ratzinger, poi appunto di Papa Benedetto XVI, una volta divenuto pontefice, e qui ricorda anche la sofferenza interiore che comunque attraversò quando non si sentiva evidentemente pronto proprio per accettare il ministero petrino. Il Ratzinger segreto, il rischio di diventare papa che gli rubò la pace del cuore. Quindi vi dicevo, andate lì a pagina 6 e 7 e poi a pagina 3 per l'intervista a Minniti, che esprime posizioni di buonsenso proprio sulla questione migratoria. Vedete, la diplomazia sta tornando e l'Italia con la Premier è interlocutore speciale con Trump per l'Europa. L'ex ministro dell'Interno, nodi non ancora risolti, ma direzione giusta, Meloni ha saputo presentarsi col duplice profilo atlantista ed europeista. E a proposito, anche qui poi di quello che si sta compiendo, per esempio per l'immigrazione, lui ha spiegato che comunque c'è bisogno anche di un dialogo del piano Mattei e comunque di un dialogo con il sud del mondo che non va lasciato alla Cina, soprattutto si deve aprire l'Europa a nuovi mercati. E qui
appunto dice, spiega Minniti, deve evitare di lasciare alla Cina il monopolio dei rapporti con il sud globale. Bisogna rafforzare le relazioni con India, paesi arabi, Sud America e Africa. Rientrano in questa ottica la recente visita della Commissione europea in India e appunto, dicevamo, il rilancio del piano Mattei, che dicevamo deve essere complementare ad un piano di contrasto all'immigrazione clandestina. Ma a pagina 6-7 l'intervista a padre Georg, Monsignor Genswein, e allora a 20 anni dall'elezione al Soglio di Pietro, il ricordo di Benedetto XVI, le parole dell'ex segretario particolare e nunzio attualmente nei Paesi Baltici. Con Giovanni Paolo II c'era fiducia, amicizia e stima reciproca, e poi qui il virgolettato: ha combattuto il relativismo, ma ciò che ha lasciato alla Chiesa è racchiuso nell'omelia pronunciato al debutto del pontificato. E soprattutto questa, secondo me, è la domanda proprio più pregnante sull'omelia che tenne nella missa proeligendo Romano pontifice del Cardinal Ratzinger, perché qui gli viene chiesto appunto dall'intervistatore: ma non è che con quella messa, con quell'omelia si bruciò la possibilità di essere eletto, perché posizioni così forti contro la dittatura del relativismo, no? Avrebbe potuto precludergli le elezioni per le parole molto forti e nette contro quella che il futuro pontefice definì dittatura del relativismo. E padre Georg risponde no. L'omelia del 18 aprile è una delle più evidenti testimonianze di quanto è vero il suo motto episcopale Cooperatores Veritatis. Non era un'omelia strategica per guadagnare applausi, tutt'altro, era proprio un manifesto di quello che riteneva fondamentale per la vita della Chiesa. Ma abbiamo visto velocissimamente il tempo, con voi volevo concludere vedendo adesso prima pagina del giornale Il Corriere, e poi facciamo sentire anche l'intervista che abbiamo registrato a Monica Pecca. Vedete, prima pagina di oggi del giornale, Dazi, l'ora del dialogo, Vance, negoziati con tutta la UE, a Meloni il plauso della von der Leyen, e poi quell'avvertimento che vi dicevo dei Trump per la Russia e l'Ucraina: pace o lasciamo. L'editoriale di oggi, appunto proprio di Alessandro Sallusti, sul prezzo della credibilità, e qui giustamente fa notare, evidenzia Sallusti, che questo impegno di portare la spesa militare al 2% del PIL in realtà viene da molto lontano, quindi perché stanno a starnazzare alcuni a sinistra contro questa decisione, contro questo impegno che viene ribadito. Lui qui giustamente evidenzia nel 2014 quella promessa prese sostanza in un patto che impegnava tutti i Paesi membri a destinare almeno quella cifra alle spese militari. Per l'Italia la firma fu quella dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. E quindi addirittura poi lui qui conclude il suo pezzo, il suo editoriale, Alessandro Sallusti, riflettendo comunque sulle parole di elogio, di anche ammirazione che sono state rivolte alla Meloni, spese anche da altri quotidiani esteri, stranieri, e quindi questo è evidentemente il segnale di una ritrovata credibilità per l'Italia. E giustamente la conclusione: non vorrei essere eccessivamente ottimista, ma vuoi vedere che stiamo diventando un paese serio? E qui l'articolo di Luigi Mascherone, Grazielli, che vi stavo citando, in cui si immagina addirittura, questo veramente sembra tratto da un romanzo di distopia politica, no? Un incontro alla Casa Bianca tra Kamala Harris, se fosse stata eletta, e Elly Schlein, se fosse lei la nostra premier. E, insomma, da sbellicarsi dalle risate. Vi chiudo questa parte, come promesso andiamo un secondo adesso sulla prima pagina invece del Corriere di oggi, anche per la riflessione di Aldo Cazzullo sul significato di questa Pasqua, oggi che è appunto il sabato santo di Pasqua. Paura, speranza e una Chiesa che è ancora viva. Aldo Cazzullo, che sapete ha scritto proprio questo libro sulla fede e la religione dei nostri padri, e quindi il significato di questo sabato, che è una sorta di pausa tra la passione del venerdì e la risurrezione appunto la domenica, e in un'Italia che oggi, no, sarebbe quasi, qui lui scrive, un paese secolarizzato, verrebbe quasi da dire scristianizzato. Questo segue a pagina 24, quindi se potete anche qui leggetevelo tutto. La speranza passa ancora dalla Chiesa. E qui in alto invece la Via Crucis di ieri, le parole del Papa per la Via Crucis: il Calvario attraversa le nostre strade. E invece la riflessione appunto che vi leggevo dalla prima pagina di Aldo Cazzullo, la speranza che passa ancora dalla Chiesa, il virgolettato: vedete, la globalizzazione prometteva di riscattare interi popoli da povertà secolari, non è andata così, per questo la voce di Papa Francesco oggi è tanto preziosa.
ma è quella globalizzazione che ha impoverito, proletarizzato i ceti medi e soprattutto poi quelle classi di lavoratori, di lavoratrici in America che hanno votato poi in massa Trump. Allora Sveva, facciamo sentire l'intervista a Monica Picca e poi ci colleghiamo con i nostri ospiti. Siamo con l'assessore del comune di Fiumicino Monica Picca, ma oggi è nella veste invece di consigliere di opposizione per Ostia, perché Monica, quello che è successo, che abbiamo sentito da Franco Gabrielli con le sue parole ingiuriose rispetto a tutto il municipio di Ostia e comunque alla comunità romana, non potevano passare inosservate. Ricordiamo, Franco Gabrielli addirittura ha definito una supercazzola il commissariamento del municipio di Ostia, ha riconosciuto di fatto l'errore e ha anche detto che non si poteva commissariare il comune di Roma, però Ostia sì, e si doveva trovare questa soluzione. Veramente assurdo, tutta la cittadinanza ha protestato e ha partecipato in massa a questa fiaccolata. Una fiaccolata spontanea nata da un comitato cittadino a cui noi abbiamo partecipato convintamente, perché quello che è avvenuto, le dichiarazioni dell'ex prefetto Gabrielli sono delle dichiarazioni molto molto gravi, perché quando noi dicevamo che eravamo stati come municipio sacrificati al posto di Roma, eravamo tacciati di essere mafiosi, e quindi un commissariamento per mafia che ha abbattuto, ha atterrito un territorio. Abbiamo pagato a livello economico le piccole e medie imprese, le case si sono svalutate, tutta una serie naturalmente di la contropartita, no? Noi abbiamo subito proprio sul territorio, anche da cittadini ma anche politicamente, perché io voglio ricordare che nel 2021, poi subito dopo il commissariamento, nel 2017, perdonatemi, dopo il commissariamento sono stata candidata a presidente e ribadivo che il 90% delle persone del 10° municipio sono persone per bene, quello che poi dopo 10 anni effettivamente è emerso. Quindi noi andremo avanti, abbiamo partecipato sia alla fiaccolata, ma chiederemo una commissione d'inchiesta per quello che sta avvenendo sul territorio, soprattutto per quello che è avvenuto in passato, e perché bisogna far chiarezza su questo commissariamento illegittimo, e ripeto illegittimo, che ha messo a terra un territorio che oggi è devastato dalla mala amministrazione. Ricordiamo anche che dopo il commissariamento al grido di onestà vinsero il Movimento 5 Stelle, un Movimento 5 Stelle che è stato inoperoso, ecco, questo forse è il termine, e ha bloccato la macchina amministrativa, quindi un'escalation negativo a livello anche amministrativo e politico che nasce dal commissariamento in poi. Grazie ancora a Monica Picca. Allora poi continueremo a seguire la vicenda, perché ovviamente c'è poi tanto da commentare e discutere. Abbiamo visto anche le vicende del sindaco Gualtieri, che continua a rivendicare con orgoglio la scelta di aver finanziato una manifestazione politica e divisiva alla piazza Pro-UE con fondi di una partecipata del comune. Questo è un altro tema che va approfondito, lo faremo sicuramente a livello comunale, e vorrei terminare dicendo che fare amministratore locale in territori difficili, no? Complicati, soprattutto dopo un commissariamento, è ancora più galvanizzante nel momento in cui sei dalla parte dell'onestà. Io ribadisco sempre che chi fa territorio non deve aver paura di stringere le mani, ascoltare, dialogare, confrontarsi con quelle parti di territorio anche più difficili, perché noi li portiamo il bene, portiamo la politica del fare. Ecco, non smetteremo mai di farlo, anche se poi può capitare di farti magari una foto con una persona scomoda, no? Perché questo è accaduto anche a me, però continueranno a stringere mani, a farsi le foto, perché poi alla fine siamo sempre dalla parte del giusto, e la politica, come dice Matteo Salvini, è sempre tra la gente e per la gente, quindi con grande coraggio. Vero, verissimo, e quindi grazie ancora Monica Picca e ancora complimenti per questo tuo impegno, questa tua testimonianza. Grazie a voi, grazie. A te la linea. Grazie mille Sveva. Allora appunto abbiamo sentito queste parole giustamente di condanna, che poi richiamano anche la protesta di tutta la cittadinanza che è scesa, perché veramente si è trattato di diffamazione del territorio e sono ammissioni che arrivano così tardivamente. Ma Sveva, chiedo a te, si sono già collegati i nostri ospiti, ossia Alessandro Boccaletti e Matteo De Sio. Ci sentono? No, ancora no, li sto per chiamare.
Perfetto, allora riepiloghiamo anche qui la questione, dobbiamo ovviamente parlare di dazi, del rapporto tra Stati Uniti e Italia, alla luce anche di questo vertice che si è tenuto e poi anche dell'incontro comunque tra Vance e il governo italiano qui in Italia, è stato il prosieguo, e naturalmente lo facciamo con Matteo Desio, come sapete, conduttore sulle nostre onde, su Radio Libertà per il programma Te la rido io l'America, e con Alessandro Boccaletti, che era stato già nostro ospite per Radio Libertà per il programma La Lega nel Mondo, intervistato proprio da Matteo Furian spesso, e ovviamente lui che è consigliere, componente del Consiglio Generale degli Italiani nel mondo. E allora credo forse Sveva che si sia già collegato, forse Matteo, perché vedo che si è aperta un'altra finestra. Mi senti, Matteo? Un secondo soltanto, Ah, perché Matteo lo vedo non disponibile, quindi riprovo a chiamarlo. perfetto. E lo stesso, ovviamente, avvisami appena è disponibile Alessandro Boccaletti, perché io nel frattempo ne approfitto per richiamarvi anche la prima pagina del Corriere di oggi, con l'altro editoriale, perché anche questo ovviamente avrei voluto segnalarvelo, ma sempre poi nella corsa è mancato il tempo. Facciamo adesso, e cioè Dazi non è così difficile, perché è l'articolo proprio a firma di Carlo Cottarelli. E lui qui sostiene che appunto il primo passo da prendere in considerazione comunque per riequilibrare anche il commercio comunque tra le due sponde dell'Atlantico sia questo documento, qui lo cita, che è del 2025, National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, tradotto appunto in italiano, e cioè quello che è il rapporto sul commercio nazionale in relazione proprio alle barriere del commercio straniero. È un articolo, è un editoriale che poi prosegue a pagina 36, ovviamente anche qui se potete recuperarvelo, vi leggo soltanto la conclusione, ecco qua, il costo dei dazi e le soluzioni possibili, e anche nel virgolettato, vedete, anche Trump si è reso conto che una guerra commerciale globale non è sostenibile, soprattutto a lungo termine, e il virgolettato appunto l'equilibrio, quello che gli Stati Uniti possono chiedere all'Unione Europea in termini di commercio estero non è lontano da quello che l'Unione può concedere senza problemi. E quindi la logica, qui nella sua conclusione sostiene appunto Carlo Cottarelli, sarebbe quindi che America ed Europa aggiungeranno a un accordo commerciale. L'unico caveat, cioè l'unico ammonimento, è che talvolta tra le nazioni non prevale la logica, tanto per dire la questione Groenlandia che potrebbe causare qualche problemino non indifferente, ma speriamo non sia questo il caso. Sì, perché poi lui spiega che appunto a proposito dei vari dazi c'è tutta una composizione diversa, no? Perché per esempio spiega sono 4,1% in media per i prodotti non agricoli e 10,8% per quelli agricoli. E la Commissione si è già detta disposta a creare un'area di libero scambio con gli Stati Uniti, almeno per i prodotti non agricoli. Ma questa attenzione era anche, si ricollega alla proposta che aveva formulato proprio lo stesso Elon Musk quando si era collegato al congresso della Lega a Firenze. E allora, ed è proprio questa una delle domande che vorrei porre al nostro ospite. Sveva, chiedo a te se sia stato possibile effettuare il collegamento, perché altrimenti noi proseguiamo e ci avviamo proprio alla conclusione di questa nostra rassegna. Matteo è in linea, Ah, l'altro ospite ancora non risponde. ho capito, ho capito. Allora, Matteo, ma tu mi vedi, mi senti? Sì, vi sento. Grazie per avermi qui. Grazie anche per avermi aspettato. Perfetto, assolutamente. Grazie a te, e ti rivolgo subito la domanda. A questo punto te la rido io l'America, ci sarà lunedì, Esatto. esatto, lunedì aspetta, e ovviamente credo che si dovrà commentare questo, insomma, tutto l'esito positivo, che poi, cioè, non lo stiamo a raccontare noi, abbiamo prima citato anche tutta la stampa americana liberal e progressista, no? Che ha comunque salutato con favore e con entusiasmo questo incontro, e quindi ci saranno probabilmente anche delle ricadute. Non dico che si potrà arrivare a questa forse utopia di area di libero scambio Stati Uniti, Unione Europea, prima abbiamo citato anche quella che era la previsione, la speranza di Elon Musk, ma comunque a una ulteriore sospensione o comunque a una rinegoziazione. Esatto. Bisogna sperare, tra l'altro, che appunto questo sia uno dei tanti, dei tanti possibili incontri importantissimi a esito positivo per quanto riguarda proprio il commercio.
come ci dicevamo tra l'altro in privato, abbiamo visto un'Unione Europea che frontalmente faceva trasparire questo sogno europeo con la Germania, la Francia, la Spagna, tutti uniti contro il cattivone Trump, quando poi sono stati paesi che in un modo o nell'altro, la Spagna con possibili accordi economici con la Cina, che sarebbe gravissimo per tutto il resto dell'Unione, per i tanti settori che la Cina ovviamente potrebbe mangiarti, tra virgolette, la Francia che mostra i muscoli, sembra che veramente abbia ancora un impero coloniale il signor presidente Macron, quando vuole fare le parate militari, quando vuole mostrare la forza di una nazione che in questo momento ha problemi economici fortissimi e forse le armi non sono il primo pensiero per chi non riesce a mettere un po' di cibo sul tavolo. E abbiamo anche una Germania, anch'essa che ha difficoltà economiche, tra l'altro con proprio la Cina che ha distrutto quasi l'industria delle auto tedesche, purtroppo perché è un alleato, e quindi è un alleato economico, e quindi non ce ne può che dispiacere, ma sono tutti e tre paesi, con la Germania che ha pensato più a riqualificare delle proprie industrie piuttosto che a proporre un piano economico di progettazione per la difesa, come ne parlavamo tra l'altro sempre io e te, Pierre, in questa rubrica con tanti altri ospiti, e invece di parlare una Germania che non viene descritta come nemica dell'Unione Europea, nonostante quando ha potuto ha sempre cercato di fare accordi economici con la cattiva Russia. Quindi parliamo di alleati europei che dovrebbero capire che lo spirito europeo non è solo a parole, ma dovrebbe essere anche dimostrato coi fatti. Assolutamente sì, ma a proposito invece delle reazioni dei tanti europei, no? Tu prima giustamente facevi riferimento a Macron, probabilmente chissà anche lì si sta un po' rosicando. Tu però mi hai fatto notare prima, ecco, quando mi hai mandato anche le nostre riflessioni, i nostri appunti per l'intervista che avevamo pensato di tenere appunto ad Alessandro Boccaletti, dopo magari proviamo a collegarci, anche se vedo che il tempo sta finendo. E infatti Sveva chiedo conferma a te se si possa tenere, altrimenti chiediamo ad Alessandro di chiamarci, ecco, di collegarsi. Però non credi, ecco, che da parte di questa Europa ci sia proprio il rischio di volersi consegnare sempre alla Cina? Queste sono le parole proprio di Alessandro Borghi Aquilini, di Borghi Aquilini, che aveva detto, ti leggo appunto le sue affermazioni, Piervittorio, cioè a scusami. sinistra qualcuno che pensa, no, che la grande idea Piervittorio, sia quella di allontanarsi dagli Stati Uniti e allearsi con la Cina comunista. Se qualcuno crede di sostituire un cliente che acquista i nostri prodotti, cioè l'America, con un paese come la Cina, che invece ce li Piervittorio, vende, scusami se anzi ti ci nulla interrompo. i suoi beni, si vede proprio che non ha capito niente né di economia né di geopolitica. E quindi ti chiedo, Matteo, proprio in conclusione, ma pensi che poi alla fine Piervittorio? lo stesso Trump Piervittorio, mi dovrà rivedere senti? anche... Sì, mi senti? Ok, scusate, abbiamo l'ospite in linea, ma abbiamo un minuto. Ah, perfetto. Allora, Alessandro, ma ci senti? Sì, sono collegato. Grazie Alessandro, e scusaci per questi problemi. Ovviamente adesso ti facciamo una domanda flash, ma a questo punto poi rifaremo con calma, ecco, ci prenderemo molto più tempo perché comunque la questione è ancora di attualità, assolutamente. E quindi ti rivolgo subito la prima domanda che avevo pensato, no? Commentando questo vertice che si è tenuto, ma anche e soprattutto il commento di Matteo Salvini, il quale appunto ha spiegato: l'Italia ha confermato di aver ritrovato prestigio internazionale e rilancio economico, le aperture di Donald Trump fanno ben sperare, vanno nella direzione che aveva auspicato Elon Musk al congresso della Lega. Allora, Alessandro, ti chiedo, forse sono state veramente profetiche quelle parole di Elon Musk, che addirittura aveva ipotizzato proprio quando stava scoppiando l'uragano dei dazi, pensava a una zona zero dazi in futuro proprio tra Europa e Stati Uniti. Sì. Beh, allora, sì, sicuramente è stato un incontro basato sull'amicizia,
I temi erano sicurezza, economia e tecnologia e il tema dell'Ucraina è stato un elemento di discussione dove però comunque al momento della pace tutti stiamo lavorando per quello, ma non è per niente facile raggiungere l'obiettivo perché i russi hanno le loro domande e l'Ucraina hanno le loro domande. Per quanto riguarda invece i dazi, lì basta leggere il libro di Trump, Art of the Deal, che avevo letto a suo tempo quando studiavo negli Stati Uniti per 4 anni, negli anni '80, dove di fatto se uno crea il caos dopo determini delle condizioni di negoziazione in un sistema rigido. Quello dei dazi in genere è un sistema abbastanza rigido, come sapete, perché venivano trattati in precedenza dalla WTO e oggi la realtà diventa che insomma ci si ritrova in una condizione dove il tutto deve essere rinegoziato. L'Italia vive una situazione di favore perché per motivi storici insomma abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con gli Stati Uniti e con i dazi bisogna vedere 2 cose, ci sono 2 problematiche. Una che da una parte c'è l'Europa per quanto riguarda tutti i prodotti in arrivo dentro il mercato unico europeo, però niente vieta tecnicamente agli Stati Uniti di applicare dazi diversi a seconda del paese dell'origine, come era in passato, per cui sarà tutto da vedere lo sviluppo di questi. Ovviamente noi dobbiamo pensare all'interesse in primis dell'Italia, molto interessante questo accordo dello sviluppo di queste SEZ, queste Special Economic Zone, da capire poi i parametri insomma nel contesto anche europeo, come verranno determinate e soprattutto ho letto che ci sarà anche lo sviluppo dell'industria navale americana eventualmente persino, cui sono tutti elementi molto positivi per l'economia basati sulla coproduzione e co-sviluppo di prodotti combinati. Per quanto riguarda invece ci sono altri parametri, uno molto importante è anche quello dello spazio, dove anche noi siamo protagonisti. L'Italia è un paese all'avanguardia e sicuramente abbiamo delle possibilità di fare grandi cose. Con Musk siamo in ottimi rapporti, 2026-2028 ci saranno le missioni su Marte, poi c'è tutto il discorso dell'esplorazione lunare, il nuovo territorio di conquista, poi da capire quali saranno i contesti, e il progetto Artemis del quale l'Italia è protagonista. Il complesso di tutto questo deve portare più lavoro in Italia, perché nell'ambito di coproduzione e co-sviluppo si spera anche questo, e si lavora per questo, per cui più lavoro vuol dire più impresa, più Stato e più PIL, per cui ci saranno tanti effetti positivi. Vediamo il contesto. Alessandro, io però mi devo scusare con te perché abbiamo veramente esaurito il tempo a disposizione, ma come ti dicevo riprenderemo questo perché il tema ovviamente rimane di attualità e anzi dovremo seguire gli sviluppi, quindi grazie ancora per esserti collegato con noi, per averci già dato questa anteprima, scusa ovviamente per il poco tempo, ma comunque ci ritroveremo, ecco. E grazie anche a Matteo che appunto si è collegato con noi e vi ricordo appunto lunedì per il programma Poi te la rido io l'America. Io ringrazio te Sveva per la pazienza, grazie a tutti voi che ci avete seguito, veramente buon sabato santo, tanti auguri di buona Pasqua, ovviamente ci ritroviamo per la prossima rassegna stampa, rimanete qui sulle onde di Radio Libertà. Grazie a tutti voi. Avete ascoltato la rassegna stampa. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?